Da poco è stato eletto come sindaco di Cagliari. C'è una grande aspettativa che ti carica di responsabilità, di tante responsabilità, e quindi non bisogna deludere questa aspettativa, questa fiducia, questa disponibilità nei nostri confronti, perché con me perderebbe una generazione. Che mi ha sostenuto, che ha convinto i nonni e i padri a votare per me. C'è un'aria nuova che si respira. Non amo molto parlare di me. Uno può avere un'opinione di sé completamente sbagliata, completamente diversa da quel che è la realtà. Sei quel che i cittadini dicono di te. Il politico non può essere un tutologo, però deve essere capace di ascoltare. Massimo interpreta al meglio questo lato, cioè è sempre disponibile, è sempre stato disponibile. È sempre il cittadino che deve avvicinarsi alla politica, e a me la politica che si avvicina al cittadino. Massimo ha rotto questo schema. Ha una forza, un'energia e un coraggio fuori dal comune. È uno di noi, si è preso l'onere e l'onore di essere il nostro candidato e quindi porta avanti tutte le istanze, tutte le idee, tutte le sofferenze anche che noi giovani abbiamo. Capisce bene quello che stiamo vivendo, lo vive. Ho lavorato anch'io per tanti anni con contratti precari, più diversi, poco, prestazione occasionale, tempo determinato, di nuovo poco, insomma, è una assenza di aspettative per il futuro. Immagino che i giovani si aspettino opportunità di lavoro. Chi ha governato per tanti anni ha sbagliato. Proviamo noi a sbagliare. Quello che è nato come un rischio, che è nato come una pazzia, si è rivelata poi la scelta migliore. Far pesare la propria voce, incidere sulle scelte, sulle idee, in modo tale da poter cambiare la società e non essere invece allontanati da coloro che dicono tanto la politica è una cosa sporca, disinteressati, lascia fare a noi. Non occupartene, poi alla fine sono coloro che invece si occupano tutti i giorni della tua vita e magari qualche volta non migliorano le tue condizioni di vita. Allora bisogna dire di partecipare, di contribuire, di reagire, di riappropriarsi del proprio futuro. Cosa l'ha colpita, visto che segnava? No, mi hanno colpito due cose. Sì, mi ha colpito questo elemento perché lo condivido pienamente, di dire bene o male con me perderebbe una generazione, cioè il fatto che a quelli di noi che hanno avuto la possibilità di misurarsi molto giovani con un incarico di responsabilità in una società, diciamo in un ambito politico nel quale questo non accade spesso, capisci che bene o male se tu fai bene c'è la possibilità per tanti altri di farlo, di avere questa opportunità. Se tu fai male, con te se ne va l'ultima speranza. Tocca alla nostra generazione entrare in politica per riappropriarsi del nostro futuro? Beh sì, finora si è dimostrato che nessuno si occupa di noi se non lo facciamo direttamente. Questo paese ha avuto ben altro per la testa in questi anni. Questo significa che però i giovani adesso devono mobilitarsi, non solo per candidarsi, ma per essere attenti, per partecipare, per schierarsi sulle cose prima di indignarsi, perché sennò finisce sempre in caciara in questo paese. La nostra generazione è una generazione che si è dimenticata di partecipare oppure gli è stata tolta questa possibilità e quindi c'è il tappo della generazione precedente? Di chi è la colpa? Ma di entrambi, perché sicuramente le generazioni precedenti, cioè noi abbiamo avuto in Italia una generazione che ha detto che bisognava mandare la gioventù al potere, solo che si sono dimenticati di dire che andava bene fino a quando erano giovani loro, perché poi non hanno schiodato mai più. Detto questo però, nessuna generazione ha avuto qualcosa perché glielo regalava la generazione precedente. Questo è quello che delle volte manca alla mia generazione e ai giovani di oggi. Vediamo come continua. Non ho da perdere se non che la stima dei miei concittadini. Mi dimetterò dal Consiglio regionale prima di ottenere il vitalizio che dovrebbe scattare ad agosto, la pensione cosiddetta. Perché con i mettersi a fare con la mia generazione che non avrà la pensione, sappiano i consiglieri comunali eletti, sappiano gli assessori che verranno,
che non ci saranno sconti per coloro che utilizzeranno il potere pubblico, politico all'interno della macchina amministrativa del Comune di Cagliari per fini personali o per le questioni di bassa politica. Questo è il momento in cui chi è ai vertici fa sacrifici per dare un esempio agli altri, perché così agli altri non sarà consentito usare il potere pubblico per i fini che dicevo prima. Non ci saranno scusi. La politica è l'arte più alta che ci possa essere, occuparsi della cosa pubblica, del patrimonio di tutti, mettendo a disposizione se stessi, le proprie energie, le proprie capacità, a disposizione dei cittadini della propria città. La vita è fatta della quotidianità, dei piccoli aspetti particolari, ci sono le grandi strategie di sviluppo, a questo però si aggiungono le piccole cose di tutti i giorni. La politica non è un'operazione di solitudine, è un'operazione collettiva, di coinvolgimento di altri sulle idee, sulle passioni, i valori, le strategie e i progetti da realizzare. Se si governa bene, i cittadini poi colgono gli aspetti positivi di una buona politica e si riappassionerebbero anche alla politica. Continuare a passeggiare per le stesse vie, non cambiare stile di vita, consente di mantenere i piedi ben poggiati in terra e non innamorarsi troppo del ruolo, dell'incarico.